Al via i cavalli della sesta corsa, 2 ritiri Dom Perignon e Demonio DS, lo schieramento 1 Short Trip to Nice, 2 DDF, 3 Downtown AS, 4 Demetrio, 5 Diluvio, in seconda fila 8 Duma Nedasti. Favori per Demetrio, numero 4 Andrea Farolfi, macchina che lascia andare i concorrenti, parte piano Demetrio, mentre sbaglia DDF e si lancia numero in avanti 2 Downtown AS, è squalificato, che supera Short Trip to Nice e guida sulla stessa. Duma Nedasti, partita bene dalla seconda fila, precede il resto dei concorrenti con Demetrio che prende la via dell'esterno. 400 metri iniziali completati in 29,4 da Downtown AS. Short Trip to Nice si mantiene in seconda posizione, poi Duma Nedasti, mentre all'esterno avanza Demetrio. Cavalli sulla seconda piegata, termine della quale Demetrio continua nella sua progressione, 600 iniziali in 45,2 e Demetrio si avvicina a Downtown AS. Short Trip to Nice in seconda posizione, poi Duma Nedasti, ancora Diluvio. È stato squalificato, come detto, DDF, cavalli che hanno completato gli 800 intanto, 59,7. Con Demetrio che cerca di prendere sotto tiro, Downtown AS, alla corda è Short Trip to Nice, chilometro completato in 1,14 e ora a 500 dalla conclusione, perde contatto Short Trip to Nice mentre allunga Downtown AS. Demetrio ora in scia, deve accodarsi sull'allungo del battistrada. Downtown AS continua a guidare a 200 dalla conclusione. Entra in netto vantaggio in addirittura d'arrivo Downtown AS con 3 lunghezze di margine su Demetrio. Ultimi 100 metri di gara, Downtown AS viene a concludere netto vincitore. Secondo posto per Demetrio, mentre per il terzo a centropista è Diluvio che emerge su Short Trip to Nice. 1:12,7 il ragguaglio conclusivo e davvero si viaggia veloci oggi all'Arcoveggio. Il raddoppio per Roberto Vecchione che vince con Downtown AS dopo il successo in apertura con Einstein Grad, vince in percorso di testa con Downtown AS. Il raddoppio quindi anche per Holger Ehlert e il successo per il signor Francesco Imbesi.